Ben ritrovati dalla redazione. Rissa tra una decina di giovanissimi in piazza Perugino a Trieste. Nello scontro, secondo quanto riferito dalla polizia e da alcuni testimoni, sarebbero stati usati anche dei bastoni, ma all'arrivo delle volanti è scattato il fuggi-fuggi. Ancora una volta le piazze triestine si trasformano in un ring in cui gruppi di giovani si affrontano a suon di calci, pugni, talvolta anche maneggiando armi. È toccato a piazza Perugino ieri, quando alcuni passanti hanno assistito increduli alla zuffa. Almeno 10 partecipanti, fra loro, sempre stando le segnalazioni arrivate al 112, molti potrebbero essere minorenni. Un guasto all'altezza del bivio di Aurisina ha causato un'ondata di cancellazioni sulla ferrovia Trieste-Venezia. I primi disagi sono cominciati prima delle 6 di ieri. A guastarsi è stata la linea elettrica di alimentazione, provocando la cancellazione dei treni verso Udine e il Veneto. La circolazione è stata interrotta per effettuare i lavori, ma ancora troppo presto per stimare l'orario. Come è stato poi riportato dai passeggeri, sono rimasti bloccati in stazione a Trieste per ovviare al problema. Trenitalia ha sostituito il trasporto su rotaia con un servizio navetta fino a Monfalcone, ha distribuito bottigliette d'acqua ai passeggeri bloccati, mentre a chi si doveva recare in aeroporto è stato rimborsato il costo nella corsa in taxi. Un'offerta per la fabbrica ex Flextronics di Trieste è arrivata, ma il proponente è una start-up. Inoltre Faircap non ritiene adeguata la proposta. Il fondo tedesco che ha rilasciato l'impianto inizio anno pone condizioni economiche che la start-up, nome e nazionalità ignoti, non può soddisfare. Le istituzioni sono in pressing affinché Faircap ceda il sito ad un prezzo simbolico e consegni la maggior parte dei 20 milioni ricevuti da Flextronics in una singolare compravendita che aveva visto il compratore guadagnare invece di spendere. Niente da fare, non si è ripetuto il miracolo del 6 giugno, quando in extremis erano arrivati quasi 4 milioni di euro per saldare gli stipendi di marzo e aprile e potersi iscrivere alla Serie C. Mentre ieri la scadenza per il saldo di tesserati di emolumenti e contribuenti delle relative tasse di maggio, la Triestina non ha pagato un solo euro. Si trattava di una cifra di 1,4 milioni, ma questa volta dagli Stati Uniti, dal presidente Benjamin Lee Rosenzweig, non è arrivata nessuna rassicurazione, nemmeno nei giorni precedenti. La situazione è dunque disperata sul piano pratico. Questo non significherà solo altri punti di penalizzazione dai 3 ai 6, che andranno a sommarsi ai 7 già previsti nella partenza ad handicap, ma ancora tutta una serie di eventi a catena. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi tempo stabile, cielo in prevalenza sereno, locale nuvolosità pomeridiana in montagna, sulla costa Borino al mattino, poi brezza anche sostenuta al pomeriggio. Su tutte le località molto caldo, solo mitigato sulla costa della Brezza dal pomeriggio. Temperature minime in pianura fra 20 e 23, le massime fra 34 e 37 gradi, sulla costa minime fra 24 e 26, le massime fra 31 e 34 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a più tardi.